Pioggia, anche forte, e grandinate sono attese tra giovedì e venerdì sulla Liguria, in particolare il centro-levante che dovrebbe essere interessato tra la serata e la notte di giovedì e venerdì pomeriggio. Fenomeni che arrivano dopo un periodo di caldo eccezionale per il periodo che non ha riguardato solamente la Liguria. Che questa ondata di caldo sta per terminare, raggiungerà ancora un picco domani, nella giornata di venerdì, quando avremo temperature ancora elevate, soprattutto lungo le coste di tutta la regione. Poi a partire da sabato e ancora di più da domenica, le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, fino poi alla prossima settimana, quando è atteso un peggioramento più generalizzato delle condizioni meteorologiche che riporterà alle temperature vicine alle medie stagionali. Nel dettaglio ci si attendono temporali a macchia di leopardo, soprattutto nelle aree interne, ma anche qualcosina sulla costa. Diciamo che nella serata e nella nottata tra giovedì e venerdì saranno possibili fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da colpi di vento anche intensi e da grandinate e anche da scrosci di pioggia brevi ma di forte intensità. Invece per quanto riguarda venerdì pomeriggio saranno temporali più di moderata intensità, localizzati, come dicevo, solo nell'entroterra, prevalentemente nell'entroterra, ma non è escluso qualche locale sconfinamento anche sulle aree costiere. Per le temperature, dopo un'ultima giornata di grande caldo venerdì, si attende un calo graduale. Ancora, diciamo, quindi la giornata di domani, questo aumento delle temperature che sarà anche di 5-6 gradi rispetto ad oggi, e poi la settimana prossima avremo sostanzialmente un calo graduale delle temperature.